Per fortuna che tu sai odiare un po' di te, ma non lo dirai mai che alla fine sei come me. Cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Eventi del Territorio e quest'oggi ritorniamo a Santa Maria di Feletto, nei comuni di San Pietro di Feletto. Siamo alla festa d'estate 2024, con noi l'inossidabile, l'immancabile Stefano Zanetti. Purtroppo si sei ancora qua. Della quarta d'ottobre. Ben ritrovato Stefano. Ciao. Partiamo alla grande con una serata speciale che è... Sì, questa sera c'è il maiale in croce famoso, chiamavano maiale in croce, è una porchetta praticamente, e chiaramente anche la griglia, chi non vuole mangiare il maiale in croce chiaramente. E domani abbiamo un raduno delle auto d'epoca e anche sportive, che cominceremo da domani mattina presto a fare il giro, fermeremo in cantina non mi ricordo più, a Fazebe, a Soigo, non mi ricordo più, comunque da quelle parti là. E dopo torniamo qua e domani a mezzogiorno mangiamo lo spiedo tradizionale noto, spiedo da quarta. Ti ho venduta ai miei pensieri, i tuoi fantasmi nei miei pensieri. Beh, ovviamente sempre grazie alle associazioni, perché ci stanno mettendo e ci hanno sempre messo del loro. Senza le associazioni è una frase fatta, ma non andiamo da nessuna parte, e sarà ancora di più importante l'apporto delle associazioni da qua ai prossimi anni, perché il mondo che ci sta girando intorno sarà difficile gestire le associazioni, perché anche loro vivono di volontariato, non è facile, ma dovremo supportarle ovviamente anche come amministrazione. Santa Maria è un'associazione, al 4 ottobre è un'associazione viva, tra l'altro è un'associazione ricostituita qualche anno fa, anche grazie al sottoscritto che dopo tanti anni con altri del paese si è messo così in testa di rifondare un'associazione storica. Sono vivaci, sono operativi, anche in queste serate di caldo estivo insomma, ci mettono del loro, e credo che insomma, per il territorio sia sicuramente un'ottima promozione. I miei pensieri, i tuoi fantasmi nei miei pensieri. Bisogna sempre ringraziare tutti i volontari che abbiamo, che si danno da fare e ci aiutano molto, e anzi ne abbiamo bisogno, che sono sempre meno, perché purtroppo il circuito si è un po' interrotto negli anni e non c'è più ricambio, diciamo. Ecco, questo è un grosso problema, non per noi, per tutti, per tutte le associazioni. Esatto. Se solo i se avessero un peso e ti immagino nuda come sei quando nessuno ti guarda. Allora, San Pietro di Feletto ha 5 frazioni, ogni frazione sicuramente è attiva. Detto questo, vi invitiamo a vedere il territorio di San Pietro di Feletto. In questo momento venite ovviamente a Santa Maria, così date anche gloria ai ragazzi che ci stanno mettendo del loro, ma San Pietro di Feletto è un territorio che sicuramente ha qualcosa da dare. Venite a trovarci, che noi vi accogliamo con le dovute maniere e sicuramente con tanto entusiasmo. Ti ho venduta ai miei pensieri, i tuoi fantasmi. Venerdì prossimo è la famosa serata degli uomini, quindi facciamo la costata. Abbiamo un gruppo che si chiama Aspica, che è di San Michele, cioè un gruppo di compagnia, proprio per fare una grande festa degli uomini. Mangiamo una bella costata e finiamo sabato con la grigliata classica, e per quest'estate ci fermiamo qua. Stefano, noi ti ringraziamo di nuovo per averci ospitato qui e ti auguriamo una buona continuazione, perché sappiamo che sei impegnato qua dietro. Purtroppo sì, perché come dicevamo prima, che bisogna essere sempre presenti e mandare avanti i seguirsi della serata praticamente. Grazie mille Stefano e alla prossima. Prego, alla prossima, ciao ragazzi. I miei pensieri, i tuoi fantasmi nei miei pensieri.